di omicidio per la morte di un 62enne deceduto per una vasta emorragia cerebrale. I traumi che l'hanno provocata potrebbero essere la conseguenza di un'aggressione. Omicidio a Fontane di Villorba, oggi la sentenza per il brutale omicidio di Igor Oiovanu nel settembre del 2018, ergastolo per il 37enne romeno Florin Stingazzi, 10 anni per il complice albanese. 71enne imprenditore di Valdobbiadene colpito da un grosso ramo mentre stava tagliando un castagno nella sua abitazione, ricoverato in ospedale, muore dopo alcune ore. Tragedia a Cordignano, malora al volante, 45enne di Orsago perde il controllo del mezzo e si schianta contro un muro, la donna muore in ospedale. Autonomia con l'annuncio del ministro Boccia all'indomani della ripresa delle trattative con il Veneto. Se chiudiamo entro l'anno il confronto sulla legge quadro, dal 1° gennaio si può cominciare a firmare le intese. Zaia, staremo a vedere. Un anno dopo la tempesta Vaia siamo tornati tra la gente di Roccapietro e nell'anniversario del disastro Antena 3 ripercorrerà quei drammatici giorni con voci e immagini. Consegnate ai bambini delle scuole Manzoni le borracce plastic free, il progetto coinvolgerà le classi prime di tutte le elementari del capoluogo. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque l'avete sentito, ipotesi di omicidio per la morte a Vittorio Veneto di un 62enne deceduto per una vasta emorragia cerebrale. I traumi che l'hanno provocata potrebbero essere la conseguenza di un'aggressione. La procura di Treviso indaga per omicidio a carico di ignoti in seguito alla morte di un 62enne di Vittorio Veneto, Renato Fava, deceduto in ospedale a Conegliano il 23 settembre scorso per una vasta emorragia cerebrale e seppellito nel cimitero di Ceneda 4 giorni dopo. Il 62enne, il cui corpo è stato riesumato in mattinata su disposizione del pubblico ministero Gabriella Cama e trasportato al Cafoncello, presentava evidenti ecchimosi alla nuca, una profonda ferita alla tempia sinistra e sulla fronte e la frattura del setto nasale. L'ipotesi era quella di una brutta caduta, ma via via nei giorni hanno iniziato a circolare voci che hanno spinto le sorelle Marianella, che vive a San Giacomo di Veglia, Giovanna e Anna Maria, a presentarsi dai carabinieri di Vittorio Veneto sollevando forti dubbi. Fava potrebbe essere stato aggredito all'esterno del bar Porta Fortuna, poco lontano dalla chiesa di Sant'Andrea, dove era solito cenare, come confermerebbero alcuni fazzoletti sporchi di sangue ritrovati lungo questa pista ciclabile. Fino a sera era stato in un altro bar, il Café de Sé o Bar Auto, come molti lo chiamano, in via Dante Alighieri, dove trascorreva diverse ore della giornata. Quella sera è rimasto con me fino a chiusura, quindi sarà stato intorno alle 9 meno un quarto. E basta, ci siamo salutati e mi ha detto ci vediamo domani mattina. La mattina non è arrivato e intorno alle penso 7:30, 8 è arrivato un signore con il suo borsello dicendomi di averlo trovato in pista ciclabile sporco di sangue vicino a dei fazzoletti sporchi di sangue. Ho capito che c'era qualcosa di strano durante il giorno perché non è mai arrivato e ho sentito alcuni ragazzi che mi hanno detto che era stato al bar a Sant'Andrea insieme a un altro dei miei clienti fino alle 10:30. Dopodiché non si sa cosa è successo. Qualcuno aveva parlato di caduta dalla bicicletta, in realtà la bici di Fava era ferma da mesi proprio fuori dal bar Auto, ma chi lo conosceva lo descrive come una persona mite, non un attaccabrighe che possa essersi picchiato con qualcun altro. Mi sembra un po' strana, potrebbe essere stato qualcuno che lo conosce, perché magari hanno avuto da dire, però non credo un estraneo, anche perché soldi non ne aveva, quindi se ne aveva pochi, quindi non credo sia possibile. La sorella Marianella si chiude nel silenzio per non inficiare le indagini, anche se dal suo viso traspare un grande dolore e il desiderio di capire cos'è davvero successo. Era, dice, del fratello, una persona buona. L'autopsia eseguita dal medico legale Alberto Furlaneto ha confermato che l'emorragia che ha portato alla morte Fava è stata provocata da un trauma. Escluso quindi il contrario, e cioè che possa essere svenuto per un malore. Ma cosa o chi abbia causato quel trauma ora sarà da chiarire. Una vita difficile quella di Fava, senza casa, aveva per mesi dormito in un garage abbandonato. Sono stato molto amareggiato e diciamo che io ero abbastanza amico del signore e questo signore era una brava persona, seppure aveva anche lui i suoi problemi, però era un bravo uomo e molto lavoratore. Siamo stati tutti quanti sconvolti da questa storia perché non ce l'aspettavamo. Al bar Porta Fortuna, all'esterno del quale la sera del 23 settembre Renato Fava potrebbe essere stato aggredito e picchiato, tra gli avventori c'è incredulità.
Il 62enne lo conoscevano un po' tutti, chi più chi meno, incrociandosi casomai a mezzogiorno o la sera a bere qualcosa. Tutti concordano nel descriverlo come un uomo mite che non dava in escandescenze e non cercava guai. Non era uno che piantava baruffa, non era uno che andava a cercare rogne. Ho saputo che che era in ospedale e io speravo che potesse ancora salvarsi, mentre il giorno dopo ho trovato le sorelle che sono venute al bar dove di solito andava lui per confrontarsi e mi hanno detto che non c'era niente da fare, ma il giorno dopo era già morto. Difficile pensare a una rapina, soldi con sé Fava generalmente non ne aveva. Impresario edile con il padre in gioventù, si arrangiava ora con qualche lavoretto. Aveva mani d'oro, dicono gli amici, per lavorare con marmi, piastrelle, ma aveva anche un'esistenza complicata. Non aveva di fatto una casa. Per mesi aveva dormito qui, nei garage dell'ex supermercato di via Carducci, ora in disuso. Si spostava a piedi al bar auto, quando riusciva andava a cenare a Sant'Andrea, al bar trattoria gestito da dei cittadini cinesi, nulla di più. I carabinieri hanno visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza del bar Portafortuna. Quello che si sa di quella sera è che era con un amico e che è stata una donna a prestargli poi soccorso. Ma quando è arrivato in ospedale la situazione era ormai gravissima e dopo 5 giorni di agonia si è spento, lasciando ai familiari, le sorelle, l'anziana mamma, i cognati e i nipoti dolore e interrogativi. Carcere a vita per il 37enne romeno Florin Stingaccio, accusato di omicidio, e 10 anni per tentato omicidio per il 28enne albanese Rubin Ksika, 1 anno e 2 mesi per favoreggiamento, pena sospesa per Olga Novakov, la 28enne moldava che secondo l'accusa aveva raccolto e tentato di ripulire coltelli usati per uccidere. Questa è la sentenza emessa dal GUP nel processo celebrato con rito abbreviato per l'omicidio di Igor Iovanu, il ventenne moldavo assassinato a colpi di coltello la sera del 30 settembre dell'anno scorso a Fontane di Villorba, accolta la tesi dell'accusa secondo cui sarebbe stato il romeno a infliggere il colpo mortale che ha raggiunto Igor alla schiena causandogli l'emorragia che ha portato al decesso, mentre Ksika avrebbe partecipato attivamente all'aggressione. Ed ora parliamo invece dell'autonomia. Se chiudiamo entro l'anno il confronto sulla legge quadro, per me dal 1° gennaio si può cominciare a firmare le intese. Lo ha detto oggi il Ministro per gli Affari Regionali Boccia. Tra il 15 e il 25 novembre dovremmo essere nella condizione di presentare al Parlamento una proposta, ci prenderemo poi una ventina di giorni per raccogliere tutti gli emendamenti e proveremo a fare una sintesi nel miglior modo possibile. L'annuncio arriva direttamente dal Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, che stringe i tempi dell'iter sull'autonomia già nelle prossime ore, un ulteriore passo. Farò l'audizione per l'indagine conoscitiva sul tema della Commissione Finanze della Camera, stavo aspettando il passaggio di oggi per trasmettere formalmente alle commissioni parlamentari, trasmetterò formalmente oggi gli atti. Quindi. Il Ministro ha spiegato come il principio della perequazione in un'ottica di autonomia differenziata debba essere garantito. Devo dire che Zaia ha fatto un passo in avanti perché oggi il modello di perequazione che la Regione Veneto ci ha proposto è esattamente quello che diciamo noi. E quindi stiamo parlando lo stesso linguaggio. Penso sia giusto pensare ad un commissario di governo per definire in tempi brevissimi i livelli essenziali di prestazione, ha spiegato Boccia, che ha sottolineato nuovamente l'importanza della legge quadro che fissa i paletti sui quali dovranno poggiare le intese con le singole regioni perché nessuna area territoriale, ha continuato, rimanga indietro. Prima che partano le intese, io voglio costruirla. Siccome non voglio perdere tempo, ed è la mia risposta a Fontana, ho detto, l'ho indicato come collegato alla manovra e quindi teoricamente un DDL per il 2020. Però, siccome ci sto lavorando dal primo giorno in cui mi sono insediato, io penso di poter dire di essere pronto ad approdare in Parlamento durante la discussione sulla manovra. La legge quadro, io vi garantisco che arriva in Parlamento entro l'anno. Legge quadro fondamentale dunque per il Ministro Boccia, ma che non convince il Governatore Zaia. Il Ministro parla di legge quadro, non venite a chiedere a me che cos'è questa legge quadro, perché nessuno l'ha capito. Nessuno l'ha capita questa storia della legge quadro. Cos'è sta cornice? E abbiamo raggiunto nel pomeriggio proprio il Governatore Zaia per un commento alle parole di Boccia. Sentiamo. Beh, guarda, io sono stato molto chiaro e sono stato assolutamente corretto con tutti i governi
con i quali mi sono trovato a trattare. Credo nella trattativa, credo che le trattative debbano essere portate avanti, anche per non dare alibi. Al governo lo dico soprattutto magari a quei pochi che pensano che l'unica soluzione sia far casino. La storia di molte attività fatte, penso alle Olimpiadi, alle colline patrimonio dell'umanità, alla Pedemontana, ci insegnano che bisogna insistere sulla trattativa. Dopodiché, se sono rose fioriranno. Il ministro Boccia sa benissimo, perché gli ho detto in più occasioni, che noi abbiamo un progetto da 23 materie, abbiamo presentato la bozza d'accordo di 68 articoli, compiti per casa li abbiamo fatti tutti, ad oggi chi manca è il governo, cioè manca l'appello del governo che deve farci quantomeno una controproposta. Continuiamo ora con la cronaca. Colpito alla testa da un ramo, muore in ospedale a Montebelluno un imprenditore 71enne. Si tratta di Domenico Bisol di Valdobbiadene. L'uomo aveva deciso di tagliare un castagno nella sua abitazione quando uno dei rami si è staccato, colpendolo violentemente alla testa. L'imprenditore è stato subito ricoverato all'ospedale di Montebelluno. Il quadro clinico, prima stabile, si è poi aggravato qualche ora dopo. La procura di Treviso ha disposto ora l'esame autoptico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ed un'altra tragedia, questa volta della strada, questo pomeriggio a Cordignano. Una donna di 45 anni di Orsago, al volante della sua auto a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada, finendo contro il muro di un'abitazione. Violento l'impatto. L'automobilista è stata subito soccorsa dai sanitari del SUEM e trasportata all'ospedale di Conegliano. La donna è morta poche ore dopo dal ricovero. E nel Padomani invece 2 giovani trevigiani feriti gravemente in un altro incidente. Grave incidente stradale nella notte a Marsango di Campo San Martino in via Venezia. La conducente di una Nissan Micra, una 25enne di Riese Pio X, ha perso il controllo dell'auto che è finita contro un muretto in cemento. A bordo della vettura c'erano 2 22enni, uno di Riese e l'altro di Cittadella. Completamente danneggiata l'auto nella parte anteriore e prognosi riservata per i 2 ragazzi trasportati, uno a Padova e uno a Cittadella, che per fortuna non sono comunque in pericolo di vita. 30 giorni di prognosi per vari traumi alla schiena e la frattura di un dito della mano per la conducente della macchina. La giovane è stata sottoposta a esami tossicologici per verificarne le condizioni psicofisiche al momento dell'incidente. Una vera e propria squadra antitruffa è stata costituita in questi mesi dalla Questura di Treviso, già 25 i denunciati. Sentiamo. Se i casi di truffa tradizionale, finti agenti del gas o sedicenti esattori sono in continua diminuzione, non conoscono crisi le truffe online perpetrate sui siti di e-commerce o su quelli di vacanze. Da qui il lavoro della Questura di Treviso, che a inizio estate ha messo in piedi un vero e proprio pool contro il fenomeno. Pochi mesi di attività, già 25 denunciati. Si tratta per lo più di cittadini italiani che utilizzavano come prestanome degli stranieri. Tra le truffe più gettonate quella relativa alle finte locazioni per le vacanze. Abbiamo avuto soprattutto all'inizio dell'estate numerosi casi in cui di fatto l'oggetto della truffa fosse proprio l'affitto di una casa vacanza, principalmente nel litorale veneto, in quelle che sono le principali località turistiche del Veneto. Ma anche le truffe online stanno cambiando volto. Se prima i truffati erano solo gli acquirenti, ora a essere gabbati sono sempre più spesso i venditori, come nel caso della ragazza di Villorba che ha messo in vendita la sua bici per 200 euro. Trovato l'acquirente, questi le ha sfilato quasi 2000 euro. Stessa sorte è toccata a un trevigiano residente a Venezia che voleva vendere degli pneumatici usati per 600 euro. Alla fine quei soldi li ha versati lui. Lo stratagemma in entrambi i casi è stato quello di creare confusione dei venditori proponendo metodi alternativi di pagamento. Si tratta di esempi dove addirittura si arriva a versare quasi 10 volte il prezzo pattuito in sede di compravendita. L'appello della Questura ai truffati è quello di denunciare il prima possibile, così da procedere al sequestro preventivo. In modo tale che si riesca a bloccare spesso quelle che sono carte prepagate, prima ovviamente che vengano che venga preso il denaro da parte del truffatore. Pronti a svaligiare abitazioni, ladri bloccati dai carabinieri nel Vittoriese.
Giravano fra le vie di Vittorio Veneto con fare sospetto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobili nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto dei furti in abitazione. Hanno fermato una macchina, una Renault Megane con targa austriaca. A bordo 3 persone, 2 moldavi di 32 e 37 anni ed un ucraino trentenne muniti di regolare passaporto. I militari hanno deciso di perquisire l'auto. All'interno della vettura ed esattamente nel portabagagli, occultata sotto una felpa, è stata trovata una valigetta. Dentro c'era una bombola di ossigeno, un disturbatore di frequenze, una torcia, un set di cacciaviti, occhiali da saldatore, un calzino nero ed un cappellino con visiera grigia. Tutti arnesi che possono essere utilizzati per compiere furti. Alla richiesta dei militari di fornire indicazioni e giustificazioni sul possesso del materiale rinvenuto, i 3 dell'Est Europa non hanno saputo dare nessuna spiegazione. Fra l'altro la bombola di ossigeno è idonea per creare la miscela infiammabile utile a forzare le cassaforti, mentre il disturbatore di frequenza è in grado di disattivare la rilevazione di eventuali allarmi. I 3 sono stati denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e materiale esplodente. Sono in corso ora gli accertamenti dei carabinieri per verificare se il motivo della loro presenza a Vittorio Veneto fosse finalizzata ad un sopralluogo per furti a metrassegno o se invece ne avessero già compiuti. Voltiamo pagina, oggi ad ore 13 l'appello della CGIL ai giovani perché presentino domanda per la campagna fiscale per le dichiarazioni dei redditi nei CAF. Fino a 5-6 anni fa avevamo richieste che superavano poi le persone che dovevamo assumere e quindi era più facile anche strutturare i corsi di formazione e far fare poi il percorso di lavoro a quelli che avevano le migliori attitudini. Negli ultimi anni questa cosa è venuta meno, in particolar modo tra i giovani, e abbiamo scelto anche Antena 3 per fare questa comunicazione di ricerca del personale proprio per vedere se arrivano un po' di domande in più, perché tra l'altro poi noi siamo come CAF, quello della CGIL, quello che fa 300 ore di formazione complessivamente, anche di più, ed è una formazione del tutto gratuito, per cui abbiamo visto che negli anni chi fa il corso ha fatto la campagna fiscale con noi, magari ha continuato a rifarla, ma nel frattempo attraverso quel percorso ha trovato un'occupazione. Perché diciamo si è creato anche una competenza. Certo, si è creato anche un'occupazione stabile. Prima consegna di borracce plastic free ai bambini delle classi prime delle elementari di Treviso, si è iniziato dalle scuole Manzoni di Sant'Antonino. Eccoli i bambini delle classi prime della scuola elementare Manzoni di Treviso con le loro borracce plastic free in mano. Alle spalle sindaco, assessori, dirigente scolastico e rappresentanti di ATS Contarina, insieme per dire stop alla plastica, uno dei nemici del nostro ambiente. Siamo partiti dalle elementari, questo proprio per iniziare fin da piccoli. È una grande gioia aver iniziato qui da una scuola di un quartiere e quindi pian piano procederemo a tutte le scuole di Treviso. Il momento della consegna è stato preceduto dalla lettura di una storia da parte del famoso influencer veneto Nicola Canal. E i bambini stanno facendo la differenza, ma già la facevano prima, oggi sicuramente hanno avuto una spinta ulteriore. Canal ha catturato l'attenzione dei bambini con la sua simpatia, raccontando la favola del colibrì, dove l'uccellino dà il buon esempio ad altri cuccioli d'animale che, nonostante vengano derisi dai grandi, insieme riescono a spegnere un vasto incendio, a dimostrare come i piccoli possano spingere gli adulti a buone norme di comportamento. Che ci sia un gesto di attenzione all'ambiente che coltiva un punto di vista diverso sul mondo, che è la scuola, è il primo e forse più fondamentale passo. Bimbi poi tutti in fila per ricevere la propria borraccia e il messaggio ai piccoli sembra aver centrato il bersaglio. Una volta rientrati in classe, infatti, gli alunni hanno subito appoggiato le loro bottiglie plastic free sul banco pronte all'uso. L'iniziativa, che coinvolgerà le prime delle altre elementari di Treviso, è stata promossa dal movimento Rocking Motion. Abbiamo deciso di proporre questo progetto La Mia Wabo al Comune di Treviso, mettendo assieme una rete di partner specializzati, ognuno nel proprio ambito, quindi Contarina, ATS e i dirigenti delle scuole primarie, per creare proprio una rete che sostenga il progetto nel tempo.
All'Ancenigo di Villorba il Natale è già iniziato negli spazi di Bardin Garden Store, che quest'anno festeggia i 20 anni di attività. Infatti la magia delle luci e degli addobbi natalizi è entrata nel vivo grazie al Paese del Natale, che da diversi anni caratterizza il periodo delle festività negli spazi di via Selghere. Il Paese del Natale, l'evoluzione dell'idea iniziale con cui è nato Bardin, dalla decorazione attraverso le piante coniugata alle decorazioni natalizie. Ed ora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Un anno dopo Vaia, Roccapietro e la gente convive con la paura del vento. È passato un anno ma l'ansia resta. Il sindaco De Bernardin: è stato un periodo durissimo. Sentiamo. Noi eravamo qua e adesso tutte le volte che tira vento e che piove c'è un po' di paura. A poco meno di una settimana dall'anniversario della tempesta Vaia, a Roccapietro sono ansia e angoscia i sentimenti prevalenti fra la popolazione, nei cui occhi si intravede ancora la paura per un evento di portata eccezionale. Poi è successo anche in un orario serale dove non si vedeva tanto, fortunatamente la popolazione era quasi tutta a casa e ce la siamo cavata con tanti danni. Quella porcheria che ci ha fatto un mucchio di paura, quello sì. Non si dimentica, no? Mi ha spaccato la macchina, il tetto e non ha pagato niente nessuno. È stata quella notte che è stata un po' dura e il giorno dopo, al primo momento, non si sapeva come procedere, dopo viene da sé quello che bisogna fare, insomma, uno fa e basta. Quando c'è vento ha paura? Ho paura sì, perché una cosa così non succedeva mica da tanto. Stiamo arrivando quasi all'anniversario adesso e ogni volta che anche questi giorni qua che il tempo è insomma brutto giù in Liguria ci viene una sorta di ansia anche a noi, è vero? Cosa vuoi? È rimasta paura? Sì, quando c'è il vento sì, effettivamente ci si sente un po' strani quando c'è il vento qua. A un anno da Vaia, la prossima settimana trasmetteremo un documentario realizzato dalle nostre emittenti, immagini e testimonianze per rivivere il dramma di un territorio piegato dalla furia dell'acqua e del vento. A Roccapietro, dove si vissero 23 giorni interi senza acqua, il sindaco ricorda l'abbraccio solidale dei volontari e l'aiuto dell'immensa macchina della protezione civile. Quella è stata un'esperienza umana che ho vissuto con grande intensità. Ho conosciuto persone davvero splendide. Ha mai pianto in quei giorni? Forse sì, in solitudine. La tempesta Vaia ha acuito la protesta dei cittadini che risiedono a Borgo Piave, nel complesso nato dalle ceneri dell'ex Concerie Colle. Avevamo 1,5 metri di fango mescolato alla fogna, quindi vi lascio immaginare cosa vuol dire pulire per 2 mesi fogna. Il 30 ottobre dello scorso anno si è palesato di nuovo l'incubo per i residenti nel complesso moderno che si affaccia sulle rive del Piave. Belluno, quartiere di Borgo Piave, allegato nel 2012 e fiaccato da Vaia. Noi non potevamo uscire dal portone, sono venuti i pompieri a tirarci fuori. Da anni si chiede un intervento del comune su cui ricade la proprietà del Cavalier d'Argine. L'occasione tragica di Vaia sembrava potesse accelerare la realizzazione di un impianto di sollevamento per evitare il blocco dei generatori che attivano le pompe per il deflusso delle acque nere. I problemi che erano presenti all'epoca di Vaia non sono stati risolti. Quindi la regimentazione del deflusso e reflusso delle acque non è avvenuta, quindi è ipotizzabile, probabile che dovesse ripetersi il caso, si ripeterebbero i danni. 30.000 euro quelli stimati, di cui si attende ancora un risarcimento parziale. Mi pare che la richiesta di provvedere a un drenaggio che abbassi l'alveo del fiume, il problema di creare un qualcosa che nella eventualità di questa piena ributti l'acqua
comunque nel Piave mi pare che è assolutamente da sostenere. In assenza di risposte dal Comune, i cittadini hanno preso contatti diretti con il consigliere regionale Franco Gidoni, che ha confermato un finanziamento per la realizzazione dell'opera, per la quale debbono essere inviate le schede alla Regione. Intanto è in corso la riasfaltatura del piazzale. Ora benissimo il piazzale, però noi vogliamo sapere quali sono le intenzioni del sindaco, perché è stato sollecitato più e più volte nel chiarire quando e come intenderà procedere per risolvere le problematiche degli allagamenti. Una serie di cittadini hanno depositato presso, come richiesto dall'assessore Giannone, una lettera di sollecito a chiarimenti. Diverso tempo fa nessun chiarimento è arrivato. Bufera istituzionale sui vincoli paesaggistici confermati dal Ministero dei Beni Culturali per tutti i comuni del Comelico e ad Auronzo di Cadore. Il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, è pronto a stilare e condividere con tutti i comuni bellunesi un documento da presentare al Ministero. L'eccesso di vincoli, dice Padrin, fa male alla montagna che già paga un duro prezzo, lo spopolamento, e potrebbe mettere in difficoltà sia la realizzazione del collegamento sciistico Padola-Val Pusteria, sia ad esempio la manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua. Alla protesta della provincia si unisce quello della regione. L'assessore regionale Giampaolo Bottacin auspica che il ministro Federico D'Inca e l'onorevole Roger Domenic sappiano portare la voce del loro territorio al tavolo del governo. Siamo arrivati quasi al termine, vi ricordo questa sera, fra qualche minuto, anzi la nostra trasmissione 20:10, in studio Fabio Donà, Aspiag, e Fausto Pozzobon, Lega Ambiente. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. La perturbazione che sta portando un forte maltempo e causando ingenti danni al nord-ovest toccherà di striscio anche il nostro territorio nella giornata di giovedì 24 ottobre. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino potremo avere qualche foschia o nebbia sulle pianure, dal pomeriggio invece più nubi sul Padovano, sul Veronese e sul Vicentino, con piogge e temporali piuttosto diffusi, mentre sul resto della regione si manterrà asciutto e anche soleggiato. Lieve calo termico, ma temperature ancora sopra la media del periodo, minime tra 9 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 22 gradi. Si mantiene buono invece il tempo sul Friuli Venezia Giulia, qualche foschia al mattino, ampio soleggiamento ovunque invece dal pomeriggio. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime tra 21 e 22 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove non si escludono dei temporali pomeridiani, sarà più asciutto invece sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime sui 20-23 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.